Ora occupiamoci di una lezione decisamente originale, rianimazione a tempo di rock per gli studenti di una scuola superiore pordenonese, coinvolti con i loro insegnanti in un progetto di primo soccorso, un campo che ci vede agli ultimi posti nelle classifiche europee. Tino Zava. Si chiama Keep the Beat, tieni il ritmo, in questo caso di un cuore che ha cessato di battere. Rianimazione a tempo di rock per i 1000 studenti del Flora che oggi a rotazione partecipano al progetto che il Centro Studi e Formazione Gymnasium propone per il 4º anno in collaborazione con le scuole e la centrale del 118. Il Flora, tra l'altro, è l'unico istituto pordenonese a disporre di 2 defibrillatori, uno all'ingresso, l'altro in palestra. Ogni anno in Italia muoiono 60.000 persone per arresto cardiaco. Il nostro problema è che c'è una disponibilità da parte della persona non sanitaria ad intervenire in caso di arresto cardiaco molto bassa, cioè solo 1 su 10. In altri paesi ce ne sono oltre il 50%, cioè 5, 6, 7 su 10 e questo vuol dire un'aspettativa di vita superiore in caso di un evento così grave. Una corretta rianimazione cardiopolmonare, anche se effettuata da soccorritori occasionali, e specie se abbinata all'utilizzo di un defibrillatore automatico esterno, triplica le possibilità di sopravvivenza della vittima. Un progetto che vuole contribuire a sviluppare una corretta cultura del primo soccorso nella scuola, coinvolgendo gli studenti ma anche gli insegnanti, come è avvenuto al Flora, ai quali viene poi consegnato uno speciale patentino di valenza europea per rianimazione e uso dei defibrillatori. Tra i partner anche Credima, società di mutuo soccorso di Friuli Ovest, che da parte sua ha già coinvolto nel primo soccorso pediatrico 700 genitori di bimbi delle materne pordenonesi.